Amici di Sportisili, bentrovati a Pillole di Sessa, terza puntata del nostro appuntamento il nostro appuntamento settimanale che ogni martedì e venerdì vi tiene compagnia per parlare di calciomercato del Palermo, del Catania e del Messina. Come sempre, qui Aldo Sessa per voi, naturalmente tante notizie di calciomercato, è partito il ritiro del Palermo e ci sono già prime notizie che riguardano i possibili ritorni che possono aggiungersi alla rosa che è partita in ritiro. Notizie per quanto riguarda anche il Catania che tra poche ore dovrà cominciare la sua nuova avventura con la nuova società che di fatto verrà fatta nascere domani a tutti gli effetti a Venezia e quindi si capirà anche quale sarà la denominazione del nuovo Catania Calcio e poi ricordiamo anche il Messina in Serie C con gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato una volta che si è un pochino stabilizzata quella che è la situazione relativa all'organigramma e per quanto riguarda anche la guida tecnica affidata a Gaetano Noteri. Prima di ogni cosa vi ricordiamo di seguirci sul nostro sito www.sportisili.it. Mi raccomando, lì troverete tantissimi aggiornamenti sul calcio siciliano e non solo, su tutto lo sport siciliano a 360 gradi. Ricordatevi naturalmente di mettere un mi piace alla nostra pagina Facebook, ma anche ai nostri altri canali social, da YouTube a Twitter fino ad Instagram, dove potrete trovare molti dei nostri contenuti. E ricordiamo che la nostra diretta va non solo su Facebook, ma come potete vedere anche su YouTube. Come vi dicevo, tantissime notizie, quindi partiamo subito con il Palermo che, come vi dicevo ieri, è partito, come vi dicevo, è partito ieri appunto con il ritiro che si svolgerà in città al campo di Bocca di Falco, il tenente onorato. È un Palermo che ha sicuramente tantissime ambizioni anche di promozione, così come confermato dallo stesso Silvio Baldini in conferenza, una conferenza scoppiettante come sua tradizione, un Palermo che proprio dalle parole di Baldini conferma un altro di quello degli eroi, possiamo chiamarli così, della promozione in Serie B. Stiamo parlando di Roberto Floriano, esterno d'attacco che viene praticamente da una stagione assolutamente prolifica dal punto di vista del gol e degli assist, soprattutto con con la gestione Baldini. Ricordiamo Floriano ha segnato 10 gol quest'anno e ha messo anche al referto 7 assist, come potete vedere anche dalle nostre grafiche. Saluto e ringrazio Francesco Camuca dalla regia. E questo una conferma per lunghi tratti inaspettata. Si pensava che il giocatore potesse non rimanere a Palermo, vista anche l'età, ma tanto sembra avere pesato la volontà dell'allenatore Silvio Baldini, che come abbiamo detto ha voluto confermare anche pubblicamente l'arrivo del giocatore che dovrebbe concretizzarsi a giorni. Saremo i primi a cercare di darvi aggiornamenti al riguardo, ma veramente a questo punto sembra che il ritorno di Floriano, chiamiamolo ritorno di Floriano a Palermo, possa essere veramente questione di pochi giorni. Vedo che arrivano già i primi commenti. Ringrazio Riccardo Rosanero e Fabio Spinoso che ci chiede anche di Pigliacelli, e proprio Pigliacelli è diciamo una breaking news che possiamo lanciare. Sembra veramente a un passo la chiusura per Pigliacelli. Da alcune indiscrezioni che ha ritracciato la nostra redazione, sappiamo che il giocatore ha una trattativa aperta con il Palermo, ma soprattutto si stanno cercando di limare alcuni dettagli. Il giocatore è fortemente interessato alla piazza, il Palermo sta cercando un profilo d'esperienza che possa affiancare Samuele Massolo nella prossima stagione di Serie B, e quindi
sembrerebbe veramente molto, molto vicino l'arrivo di Pigliacelli a Palermo. Le prossime ore saranno assolutamente fondamentali per capire quelle che saranno naturalmente le intenzioni del ragazzo e la possibilità di arrivare a Palermo. Ci parlano sempre di Piacelli, ci chiedono di parlare anche un pochino del ragazzo. Qualcuno si ricorderà anche la sua esperienza a Trapani, che è anche segnata da un episodio un po' particolare, quella uscita palla al piede contro il Frosinone che fece il giro dell'internet e sicuramente ha lasciato piuttosto stupiti molti tifosi. Questo potrebbe essere comunque un profilo molto interessante, visto anche la sua grande esperienza in Serie B. Ricordiamo, attualmente gioca in Romania all'Università Craiova e sembrerebbe veramente, come dicevamo prima, un profilo veramente vicino al Palermo. Torniamo invece a qualcuno che ha già giocato in rosanero, qualcuno che è stato decisivo per la promozione in Serie B al pari di Floriano. Dicevamo prima Floriano 10 reti e 7 assist, molti dei quali a questo giocatore. Stiamo parlando di Matteo Brunori, perché anche in questo caso ci sono importanti novità, molte delle quali positive, finalmente dopo l'impasse degli scorsi giorni che sembravano avere rallentato la trattativa tra Palermo e Juventus. Sapevamo della volontà del ragazzo di tornare a Palermo nonostante la ventilata possibilità di diciamo di squadre in Serie A che potessero diciamo interessarsi al ragazzo. Così non è stato e Brunori conferma la sua volontà di venire a Palermo a giocare. Sembrerebbe, come dicevamo, che ci sia un accordo tra le due società sulla base di 3 milioni più eventuali bonus per la Juventus al raggiungimento di certe condizioni e di un quadriennale, quindi tra l'altro una durata piuttosto importante per un ragazzo che ha ormai raggiunto la sua piena maturità calcistica, un quadriennale che legherebbe il giocatore al Palermo fino al 2026. Anche in questo caso le prossime ore saranno assolutamente decisive per quanto riguarda Brunori, che potrebbe riunirsi in qualche maniera anche a Soleri, che tra l'altro oggi è stato protagonista della conferenza stampa e il quale ha anche detto a più riprese che sarebbe gradito un suo ritorno. Leggiamo qualche altro commento sempre su Pigliacelli. Pigliacelli è il classico portiere bravo con la palla al piede, alta particolarità, calcio e il rigore, ci dice Agostino Alaimo, che evidentemente è un attento osservatore da questo punto di vista di questi particolari. Fabio Spinoso ci chiede: ci dobbiamo aspettare un acquisto importante? In quale settore? Ci chiede Fabio Spinoso. Sì, è verosimile che qualche nome potrebbe anche arrivare. Non sappiamo in che reparto, ma la sensazione è che potrebbe esserci in effetti qualcosa di interessante nelle prossime settimane. Ma naturalmente questo è il mercato che diciamo un pochino decide questo andamento e questi possibili colpi. Altra breaking news arriva appunto da un giovane che in realtà si è affermato in Serie B negli scorsi anni, anche nella Serie C. Stiamo parlando di Salvatore Elia, tra l'altro figlio di un ex calciatore rosanero, Firmino Elia. Se qualcuno ricorderà, nei primi del 2000 Salvatore Elia potrebbe essere uno di quei profili che interesserebbero al Palermo per rinforzare gli esterni e le fasce dei rosanero. Il giocatore di proprietà dell'Atalanta, l'ultimo anno a Benevento ha ben impressionato in una categoria a cui si approcciava di fatto per la prima volta dopo aver giocato in Serie C a Perugia e con la Juve Stabia. Anche in questo caso ci sono dei sondaggi, ci sarebbe la bozza di una trattativa, ma i prossimi giorni potrebbero
dare qualche, diciamo qualche spunto in più su questo giocatore. Ci fanno altri nomi, quelli di Molina, quelli di Benali, e ci introducono a quello che era il prossimo argomento dei rosanero, quello legato appunto agli esterni d'attacco e ai centrocampisti. Come sapete, fino a poche ore fa sembrava lontano da Palermo Floriano, ecco perché era fortemente probabile che il Palermo cercasse dei sostituti del giocatore ex Bari. Ad oggi comunque ci sono dei sondaggi per alcuni giocatori proprio in quelle zone di campo, sia per quanto riguarda l'out di sinistra che per quello di destra, dove sappiamo esserci stata anche la conferma di Nicola Valente. Questo non significa che il Palermo non farà mercato in questi settori. Diversi, come potete vedere, poi ci sono dei sondaggi su questi giocatori. Alcuni di questi ce li hanno segnalati appunto come Molina, che oggi è uscita come indiscrezione da alcuni colleghi di Monza, ma anche in questo caso, secondo alcune indiscrezioni da noi raccolte, sembrerebbe che non ci sia una vera e propria trattativa al momento. Per quanto riguarda altri nomi sulle fasce, si fanno i nomi di Ragusa, che attualmente è svincolato, e di Vito Leonetti della Turris. Dalla Turris potrebbe invece arrivare un centrocampista e, come vedete dalla grafica Tascone, uno dei profili che il Palermo ha subito, potremmo dire, nell'ultima stagione di Serie C, se ricordate quella trasferta nefasta a Turris, con la Turris a Torre del Greco, con cui il Palermo uscì veramente, insomma, con le ossa rotte. Appunto Tascone fu grande protagonista di quella partita. È un elemento interessante, ha una clausola rescissoria di 100.000 euro, quindi non è il fattore economico quello che potrebbe fermare la trattativa. Bisognerà capire se c'è effettivamente un vero e proprio interesse dei rosanero, così sembrerebbe. Vedremo anche in questo caso nei prossimi giorni quali saranno le evoluzioni. Ricordiamo, come dicevamo prima, che siamo anche su YouTube, quindi scriveteci e dateci anche il vostro feedback da quella piattaforma. E passiamo all'altra sponda della Sicilia, andiamo sulla costa ionica e sullo stretto, parliamo di Messina, perché il Messina, come dicevamo, ha già stabilito quelle che sono un po' diciamo, ormai la parte sportiva della sua gestione. Ha definito quello che sarà il prossimo allenatore, che è Gaetano Auteri. A questo punto sta vagliando quelle che potrebbero essere le mete per quanto riguarda il ritiro che si potrebbe diciamo realizzare a Rocca Porena oppure a Norcia in alternativa. Ma dal punto di vista del calciomercato, due potrebbero essere le importanti conferme per quanto riguarda il Messina, due conferme di grande spessore e grande esperienza, come i ritorni appunto di Rizzo e Pio Vaccari, che sono stati protagonisti soprattutto nell'ultima parte della stagione, che ha portato alla salvezza dei peloritani. Come vedete anche in grafica si parla di Marginean, giocatore rumeno appunto nell'ultima stagione già a Messina. Si parla di un ritorno dal Sassuolo che è proprietario del cartellino. Potremmo comunque già accennare al fatto che il ragazzo vorrebbe giocarsi alcune chance, diciamo, in una categoria superiore, quindi si sta vagliando anche la possibilità che il ragazzo possa rimanere in neroverde oppure andare a fare esperienze in Serie B, ma il Messina c'è sul giocatore e vorrebbe far leva
sulla precedente esperienza del ragazzo a Messina. Così come altri giovani, ne parlavamo già nella scorsa puntata, il Messina sta assolutamente cercando di approvare una linea verde che possa dare fondi, dare diciamo anche possibilità di accedere a quelli che sono i fondi per il minutaggio giovani in Lega Pro, e altri nomi sono stati fatti anche dai colleghi della Gazzetta del Sud come Matese, ci potrebbero, oppure anche come Saverino. Ci potrebbero essere anche delle conferme, quali Lorenzo Catania e Baldè, anche loro desiderosi insomma di dimostrare le loro qualità, e di un profilo d'esperienza come Fofana, che è già stato a Messina e che appunto potrebbe dare un maggiore spunto, maggiore slancio alla squadra messinese, che, come accennavamo anche negli scorsi pezzi, starebbe pensando a una squadra sicuramente giovane, ma per non affrontare una classifica, diciamo un campionato di bassa classifica come è stato nell'ultima stagione, come è stato nella passata stagione, in cui il Messina si è salvato per il rotto della cuffia. Prima di andare avanti con la nostra trasmissione, leggiamo qualche altro messaggio. Ci chiedono ancora Giuseppe Firicano Rosanero, ancora sul Palermo: saranno già in ritiro prima del fine settimana Pigliacelli e Brunori? Questo ancora non è dato saperlo. È sicuro che comunque i giocatori sono entrambi diciamo in trattativa col Palermo, e potrebbe veramente chiudersi a breve un'eventuale trattativa, ma naturalmente questo ancora è da vagliare. Sempre Riccardo Rosanello dice che ci vogliono 2 terzini e un difensore centrale, penso appunto sempre per quanto riguarda il Palermo. E per quanto riguarda invece Benali, attualmente non ci sono novità in questo senso, e tra l'altro ha grandi richieste anche da altre squadre di Serie B, quindi in questo momento non sembra esserci il Palermo su questo giocatore. Torniamo al calciomercato, passiamo al Catania, e ci sono anche qui, c'è grande attesa, come dicevamo in apertura di trasmissione, per quanto riguarda la società Etnea. La squadra sarebbe ormai pronta per rinascere, ecco, da questo punto di vista ormai tutto sembra stato realizzato, e domani dovrebbero arrivare le firme a Venezia della costituzione della nuova società, e sapremo domani anche quello che sarà la nuova denominazione della società Etnea. Come sappiamo, si stanno anche vagliando vari nomi per quanto riguarda l'organigramma del Catania. Come accennavamo ieri nel nostro sito, un nome in questo momento starebbe prendendo piede su altri, è quella di Modica, ex giocatore tra le altre del Palermo, ma che ha già allenato in Serie D a Messina e con il Casale. Già grande esperienza in panchina, ma anche un passato come collaboratore di Zdenek Zeman, quindi un fautore di un 4-3-3 assolutamente molto offensivo, e un giocatore, scusate, un allenatore che sicuramente potrebbe dare un calcio spettacolare a quello che potrebbe essere nelle idee del Catania, appunto Modica, senza però tralasciare quelli che sono altri profili di allenatori come appunto Marchese o Pazienza, tra l'altro Marchese storica bandiera del calcio catanese. E per quanto riguarda invece l'area dirigenziale, Antonello Laneri potrebbe diventare il direttore generale del Messina e portare con sé l'ex DS del Giarre, Fabio Arena. Come abbiamo scritto anche noi nel nostro articolo riguardo il Catania
Da questo punto di vista, Marchese è un altro nome, come dicevamo prima, che potrebbe essere spendibile per il Catania, ma che avrebbe già una discussione in ballo con la Cireale. Quindi questa è una situazione da attenzionare. Sicuramente in questo momento Modica potrebbe essere il profilo in pole position per la prossima stagione del Catania. Catania che dovrebbe, come anticipato in altre occasioni, ripartire dalla Serie D in sovrannumero. Sempre per quanto riguarda il Catania, naturalmente una volta stabilita la guida tecnica, potrebbero si passerà naturalmente a quella che è la realizzazione della rosa del Catania per il prossimo anno, con dei ritorni eventualmente in rosa, ritorni anche di ex fortemente conosciuti, diciamo, dal pubblico catanese, come Mariano Isco, Andrea Russotto, oppure Giacomo Rosaia e Davis Curiale. Naturalmente questo è soggetto a quello che vorrà, quali saranno naturalmente il volere del prossimo allenatore del Catania, in un campionato che, come dicevamo anche in questo caso nei giorni precedenti, sarà a forte spinta, a forte spinta siciliana, come è solito essere il girone I della Serie D. Stiamo controllando quelli che sono eventualmente anche altri messaggi dei nostri tifosi. C'è una breaking news, anzi, proprio sul Catania, perché sarebbe nel mirino, come potete vedere nel nostro sottotitolo, Grillo, che è un ex vibonese, potrebbe anche lui andare a rinforzare quella che è la società rosso-azzurra che, come dicevamo, ripartirebbe dalla Serie D. Per quanto riguarda anche il Messina, però ci sono anche c'è un ultimo nome che si potrebbe concretizzare nei prossimi giorni, ad esclusione, diciamo, concretizzata del Teramo, una delle società che purtroppo non è riuscita a iscriversi al prossimo campionato di Serie C, è Daniele Trasciani, già l'anno scorso a Messina, proprio in prestito dal Teramo, e che naturalmente potrebbe firmare una volta che il Teramo, dopo i vari ricorsi, potrebbe definitivamente essere escluso dalla FIGC. Detto questo, abbiamo esaurito i nostri temi a disposizione. Vi ringraziamo per i messaggi che sono giunti numerosi da tutte le parti, ci hanno chiesto un po' di tutto da questo punto di vista. Vi ringraziamo. C'è un ultimo messaggio di Fabio Spinoso, sempre sponda Palermo, che ci chiede di Manchester, di un possibile allenamento a Manchester del Palermo. Diciamo che è una prospettiva che è stata, diciamo, che aleggia sulla società rosanero. Potrebbero esserci delle novità nei prossimi giorni. Detto questo, come vi dicevo, il nostro tempo è esaurito, il nostro tempo a disposizione è esaurito. Io vi ringrazio per la cortese attenzione. Naturalmente vi rimando ai nostri profili social, da Facebook a Instagram fino ad arrivare a YouTube, dove potrete rivedere anche questa diretta. Naturalmente andiamo in diretta sia su Facebook che su YouTube e anche sul nostro canale Twitter. Vi invito a continuare a mantenervi aggiornati per quanto riguarda il nostro sito, che è www.sportisili.it. Non mi resta che salutarvi e invitarvi alla prossima puntata di Pillole di Sessa. Ciao e alla prossima!